I ladri tornano a colpire proprio il cuore delle istituzioni. Di pochi mesi fa il furto alla casetta dell'acqua nel comune di Musile di Piave e ritornano ancora. Questa volta vanno a colpire proprio la sede del comune di Musile. Andiamo a vedere tutti i dettagli nel servizio. Ladri in azione nella notte a Musile di Piave. Dopo il furto alla casetta dell'acqua tornano a colpire le istituzioni. Questa volta l'obiettivo è stato proprio il comune di Musile di Piave. Abbiamo incontrato l'assessore Silvia Susanna. Questa notte sono entrati evidentemente da una porta di servizio, da una porta antincendio e praticamente hanno sfondato questa cassaforte prendendone il contenuto, insomma. Il mattino dopo, al di là dei danni che devono essere ancora quantificati, rimane l'amarezza nel constatare che la microcriminalità è in costante aumento e che non si ferma davanti a nulla. Le indagini sono in corso e grazie alle immagini del circuito di sorveglianza si spera di poter dare presto un nome ai colpevoli. Stiamo valutando anche le segnalazioni del nostro servizio di vigilanza, perché appunto noi abbiamo un servizio di vigilanza notturno e quindi stiamo valutando con loro, eventualmente anche guardando le riprese, di risalire eventualmente ai malviventi. Intanto l'amministrazione comunale valuterà come migliorare il servizio di sicurezza. Qualche tempo fa è partito un progetto sicurezza anche con gli imprenditori per Musile, quindi stiamo cercando effettivamente di potenziare la sicurezza in tutto il territorio. Stiamo attendendo le ultime adesioni proprio per provvedere ad un'integrazione del servizio di vigilanza notturna ed eventualmente stiamo valutando anche di investire ulteriori risorse anche all'interno del comune, magari integrando con un impianto di allarme più all'avanguardia.